Due interessanti bandi sono stati pubblicati dalla Regione Veneto in un'ottica di maggiore sostenibilità e minore impatto ambientale. Infatti la Regione Veneto ha indetto un primo bando per ottenere i contributi per la rottamazione delle vecchie stufe, passando a impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa o a pompe di calore elettriche di potenza massima inferiore o uguale a 35 kW. Si potrà presentare la domanda relativa entro il prossimo 7 maggio. Per partecipare al bando è necessario essere residenti nel territorio della Regione del Veneto oppure essere proprietari, detentori o utilizzatori dell'immobile ubicato nel territorio regionale in cui avviene l'installazione e rottamazione del generatore di calore, sostenendo le spese per la realizzazione dell'intervento e avere un ISEE fino a 50.000 euro. Nelle scorse settimane la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Buttacin, ha incrementato la dotazione iniziale del bando stufe, portando lo stanziamento complessivo a 7 milioni di euro. La Giunta regionale ha inoltre approvato un secondo bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 8.400 euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale. La dotazione finanziaria destinata al bando ammonta a 7 milioni di euro.